Finalmente il caldo è arrivato, lo stiamo notando in questi giorni, sicuramente con molto ritardo rispetto a quello che per noi è l'inizio dell'estate. In Sicilia, insomma, siamo abituati a ben altre temperature, però l'importante è che sia iniziato, anche se ci sono delle previsioni un po' a lungo termine che dicono che come freddo e piovoso è stato l'inverno, sarà caldo e afoso anche l'estate. Però insomma io personalmente preferisco il costume e il mare che il cappotto e la neve, non sta, diciamo, in quelle che sono le nostre condizioni. Qui dentro per fortuna la temperatura è praticamente stabile e quindi noi non possiamo lamentarci. Spero così anche voi, che siete belli comodi sulla vostra sedia o sul vostro divano. Anche per questa settimana vi terremo compagnia, mercoledì sera in prima serata e poi negli altri giorni per quanto riguarda le repliche di Target, il vostro appuntamento settimanale, il vostro salotto su Televideo Agrigento, l'LCN 92 del digitale terrestre in tutta la Sicilia e parte della Calabria meridionale, per offrirvi uno spaccato di quelle che sono le piccole grandi realtà del nostro territorio. Offriamo a loro la possibilità di amplificare il loro parlare che è seguito naturalmente da diverse persone grazie alla televisione, e naturalmente la loro presenza che arricchisce anche il nostro palinsesto e naturalmente la mia trasmissione in particolare. Anche questa settimana parleremo di cose belle e interessanti su diversi argomenti, per cui passo subito allora a presentare i miei ospiti. Iniziamo dalla mia sinistra, lui è un medico, è Antonio Vetro, è il direttore dell'unità operativa complessa di neuropsichiatria infantile dell'ASP di Agrigento. Continuiamo con queste belle due figure in tenuta maglietta gialla perché si vede veramente bene. Sono i rappresentanti di due importanti associazioni runner di Favara. Lei è Marzia Vinciguerra della SD Favara Runner, lui invece è Roberto Contrino, ASD Fradici Runner. Vedete sulla loro maglietta un numero 5.30, parleremo di questo e vi diremo di che cosa si tratta. Continuiamo, c'è anche una scrittrice questa sera a tenerci compagnia e a parlare del suo lavoro, la sindrome della trasfigurazione. Lei si chiama Maria Grazia Costanza. E proseguiamo. Giuseppe Migliore è stato ospite della nostra trasmissione in altre occasioni, lui è il console provinciale dei maestri del lavoro. E poi una giovane imprenditrice agricola, non è venuta sola ma accompagnata da alcune delle sue produzioni che vedete lì sul tavolo. Lei si chiama Carla Sala. Bene, bene, allora subito andiamo nel dire che cos'è questo numero che avete sul petto. Roberto Condrino, 5.30, di cosa si tratta? 5.30 è una virtual, è una camminata, non una corsa, una camminata non competitiva. Abbiamo promosso questa iniziativa che già da 10 anni è nata a Modena, grazie a Sergio Bezzandi e alla sua ragazza. Noi abbiamo colto questa occasione, è il terzo anno che noi partecipiamo e dall'anno scorso però abbiamo iniziato a fare una cosina in più, abbiamo associato uno scopo sociale a questo. Prima di parlare di questo, specifichiamo 5.30, perché? 5.30. Potevano mettere un altro numero, hanno messo 5.30. Perché si parte alle 5:30 del mattino. Una bella faticaccia allora. Noi abbiamo appuntamento venerdì 7 giugno alle 5:30 del mattino, è un giorno lavorativo, bisogna apprezzare anche un giorno lavorativo della settimana e vogliamo far vedere il bello che c'è a Favara, una camminata tutti assieme, ci divertiremo. Marzia, 5.30 vuol dire anche i chilometri che si percorreranno, no? Sì, 5 km e 30 proprio per cercare, come diceva Roberto poco fa, di coinvolgere un po' tutta la popolazione ad uno stile di vita molto più sano, attivo e soprattutto di cercare anche di coinvolgere sia le persone attive che anche quelle attivabili, perché siamo tutti
predisposti alla camminata. La corsa, dico, la faccio, io la pratico per passione, ma la camminata è accessibile un po'. La camminata che è sicuramente salutare, lo dicono tutti, insomma, non scopriamo l'acqua calda, Antonio Vetro. Una bella passeggiata a passo svelto e veloce è meglio di qualsiasi pillola o medicinale. Sicuramente sì, mentre parlava la signora mi veniva in mente che diceva è naturale. I nostri bambini, i neonati, quando nascono sanno camminare. Si chiama proprio marcia automatica, un riflesso che c'è, che poi piano piano si perde, perché è una cosa che si fa in maniera riflessa, si perde questa competenza, però poi nascerà la competenza naturale di camminare. E che ci fa bene sicuramente. E siamo nati per camminare, perché abbiamo le gambe proprio per questo. Ci fa Il bene nostro corpo sicuramente. È un motore che bisogna sempre tenerlo in moto. Sì, bisogna tenerlo in moto e non è solo un fatto fisico, ma lo stare bene con noi stessi migliora la nostra autostima, migliora le nostre prestazioni e ci fa, se uno poi cammina, se uno vede tante cose, si innamora di tante cose. È proprio come quello che diceva cosa... l'inventore di 5.30, mangiare bene, aiutare il corpo a muoversi, vedere anche alcuni aspetti della città che magari non si vedono prima. Maria Grazia, cammini? Corri? Che fai? Io preferisci stare corro, ho 2 bambini piccoli, quindi corro letteralmente ma anche metaforicamente nella vita. Spero comunque di unirmi presto anche io ai camminatori che vedo sempre più spesso in giro. Sì. Maestro del lavoro, Giuseppe Migliore, il fisico ti aiuta, insomma, dai. Da ragazzo ho partecipato, ero anche un campione provinciale della provincia Caltanissetta nell'ambito studentesco in corsa campestre e tuttora riesco, spiegavo prima fuori nell'attesa, che mi faccio delle grandi camminate nella campagna, ammiro l'alba e i tramonti, sono un cacciatore e quindi mi tengo allenato e invece il fisico ci guadagna. Carla Sala, beh, lei essendo imprenditrice agricola sempre in mezzo alla campagna lo trovi sempre il modo di camminare, no? Sì, si corre sempre. Sì, in azienda necessariamente ti sposti da un punto a un altro camminando. Bene, ritorniamo a 5.30. Allora, Roberto, dicevamo questa iniziativa che subito le 2 associazioni hanno sposato, ricordo Peppe Russello, insomma, che me ne parlava proprio all'inizio. Noi vogliamo intraprendere anche a Favara questo percorso che 3 anni fa è iniziato un po' in sordina. Sì, iniziando in sordina perché magari forse ancora non si credeva nelle potenzialità che abbiamo tutti noi, tutti quelli che partecipano hanno delle potenzialità. Favara ha voglia forse di uscire fuori, abbiamo bisogno realmente di fare qualcosa per gli altri. Noi a tutto questo abbiamo aggiunto lo scopo sociale. Il secondo anno, l'anno scorso, abbiamo deciso di donare un defibrillatore alla città di Favara, che mancava. E abbiamo avuto risposte positive, molto positive, quindi da lì è nata l'idea di andare avanti su questo argomento. E quest'anno proporremo un altro scopo sociale che non voglio svelarvi io, ma lo faccio dire a Marzia. Il bello proprio del 5.30 è che assieme a pensare alla propria salute, al proprio corpo, si pensa agli altri. Come ha accennato Roberto, la partecipazione con un simbolico dono di 5 euro che dà diritto alla maglietta della manifestazione, anche una ricca colazione, viene interamente devoluto a scopo sociale. Anzi, forse l'anno scorso ce ne avete messi anche... Vabbè, non lo vogliamo dire. Ma l'avete fatto col cuore, naturalmente. L'abbiamo fatto di cuore. Avete donato un defibrillatore alla città, è stato messo in piazza Cavour. Speriamo che non ce ne sia bisogno, però è lì pronto. È lì, pronto per essere, se è il caso, se è certo. necessario. L'anno scorso anche la Croce Rossa ha dato un bel contributo e quest'anno dovete iniziare a fare il corso per essere abilitati all'uso. Ci ha messo a disposizione alcuni corsi gratuitamente, noi ne siamo fieri, orgogliosi anche perché è giusto. È giusto che sia così. Quest'anno invece? Quest'anno invece, sempre accanto a questa camminata sociale, perché è anche una camminata sociale,
abbiamo sposato l'idea di regalare alle scuole di infanzia primaria di Favara, le quali hanno aderito al nostro progetto in maniera proprio forte, in forte. massa, sì. Sì, proprio in massa, soprattutto i presidi e le insegnanti, con degli strumenti che verranno utilizzati dai bambini che hanno delle difficoltà di apprendimento. I famosi DSA, cos'è l'acronimo, dottore Vetro? Disturbo specifico dell'apprendimento. È proprio per questo, insomma, per unire il lato sportivo e sociale, ma anche per avere alcune notizie mediche su questa finalità del 5.30 di Favara, che regalerà alle scuole dei dispositivi per i ragazzi con DSA. Parliamo in maniera semplice, cos'è questa DSA, questo disturbo, dottore Vetro? Disturbo specifico dell'apprendimento è un disturbo che interessa... Disturbo vuol dire che non è malattia? Disturbo vuol dire che non è una malattia, ma è una condizione che però ci portiamo sempre appresso. La malattia inizia in un momento, ha una sua evoluzione e poi termina o con la morte o con la guarigione o con degli esiti. Il disturbo invece non si dura per sempre, per tutta la vita. Evidentemente si manifesterà in un modo o in un altro, dipende dalle varie fasi della vita, però permane per sempre. I bambini, perché la diagnosi viene fatta nei bambini con disturbo specifico dell'apprendimento, si portano questo disturbo per tutta la vita. In che cosa consiste? Sono persone che per definizione hanno un'intelligenza normale, sono capaci di relazionarsi normalmente con tutti gli altri, hanno una vita relazionale, sociale, affettiva, emotiva, normale come tutti gli altri, però hanno delle difficoltà specifiche, cioè proprio perché sono delle persone che non c'è un difetto, un particolare per niente, difficoltà specifiche nella lettura o nella scrittura o nel calcolo. Tipo la dislessia, insomma, ecco, magari forse è il termine più noto, ecco. È il termine più noto, però siccome difficilmente si presenta da solo come dislessia, ma a volte la dislessia, che è difficoltà nella lettura, un disturbo nella lettura, è quasi sempre associato a un disturbo nella scrittura ed è associato anche a un disturbo nella lettura. Noi vediamo che i bambini, innanzitutto quante sono le persone interessate di questo disturbo? Sono circa il 2-4%. Nella nostra popolazione scolastica in Italia sono dei numeri e abbiamo il 2,9%, 94% dei ragazzi iscritti in tutti gli ordini di scuola che hanno un disturbo specifico dell'apprendimento. Nella nostra provincia i casi accertati sono circa lo 0,70%, abbiamo poco meno dell'1%, abbiamo oltre 400 nella nostra provincia, oltre 420 ragazzi su circa 55.000 iscritti nelle varie scuole che hanno un disturbo specifico dell'apprendimento. Il disturbo avevi detto che non è malattia, quindi naturalmente se uno si taglia c'è la sutura, poi avviene la guarigione, la cicatrizzazione e non c'è più. Il disturbo te lo porti perché non puoi guarire? Per quale motivo non puoi guarire da questo disturbo? Non lo puoi correggere? Non lo puoi... Allora, si può correggere in parte, o comunque soprattutto si possono trovare delle modalità per cui questo disturbo incida negativamente quanto meno possibile nell'attività normale del ragazzo. Cioè, sono bambini, per esempio, nelle prime elementari, prima, seconda elementare, la diagnosi, noi diciamo che i bambini che hanno disturbo dell'apprendimento in prima elementare sono circa il 20%, quindi poi di questo 20% solo 2% su per giù avranno un disturbo specifico dell'apprendimento, il resto è una difficoltà di apprendimento transitoria e che mano a mano i bambini, con il proseguo del tempo, nell'arco del primo anno stesso, la maggior parte dei bambini dopo le vacanze di Natale già si sono messi al passo con gli altri. C'è un piccolo numero che resta e questi li vediamo proprio nel secondo anno, dopo che gli insegnanti hanno fatto di tutto per correggere le difficoltà dei ragazzini, per fare questa diagnosi. In che cosa consiste? Così molto semplicemente, anche perché poi
i nostri docenti, i nostri insegnanti sono bravissimi, le sanno riconoscere e ce le segnalano anche precocemente nel tempo giusto. Sono ragazzini che quando scrivono, quindi quando imparano a scrivere, non lo so, possono invertire le lettere o le sillabe, talovo invece di tavolo, o fare delle contrazioni invece di tavolo, talo, salta un pezzo della scrittura, oppure possono fare degli errori per quanto riguarda alcune parole che hanno suoni sì, Mario, mare, invece di scrivere Mario scrivono mare, o viceversa, oppure sono bambini. Ma succede con un numero limitato di vocaboli, di frasi, oppure può essere variegato? Succede variegato per tutti. Però questo di per sé, compiere questo tipo di errori, li possiamo compiere tutti. Quello che succede in questi bambini è che si viene a perdere, tra virgolette, l'automatismo. Io leggo e capisco quello che ho letto, mentre che io leggo posso anche correggermi. Non l'ho letto bene, ritorno indietro a leggerlo, però il senso lo capisco. Spesso sono ragazzini che se si sforzano per cercare di leggere bene, non stanno, come per loro è molto impegnativo leggere, ammesso che leggano bene perché compiono molti errori, hanno difficoltà a comprendere il testo di quello che hanno letto, ma non perché sono, tra virgolette, hanno dei problemi di capire le cose, perché l'attenzione è rivolta e tra l'altro loro li vedono, se tavolo lo vedono perché lo leggono talovo, quindi lo leggono talovo non significa niente, non sanno dare un significato, quindi non hanno difficoltà a cogliere il senso della frase che hanno letto. Bene, una materia molto, molto importante, anche perché insomma i bambini ne abbiamo avuti e ne abbiamo tanti, e sicuramente capire certi meccanismi ci può aiutare. Approfondiremo ancora questo discorso magari per vedere come agisce il medico, come agisce l'insegnante, come dici tu, per cercare di correggere e di limitare. Avremo modo di continuare e di approfondire. E un po' insomma in quello che diceva e anche nel mestiere del dottor Antonio Vetro c'entra un po' anche il personaggio principale insomma, del libro di Maria Grazia Costanzo, ovvero la sindrome della trasfigurazione. È un promettente psichiatra, Luigi. Sì, non lavora con i bambini, non è un neuropsichiatra, tant'è vero che è per la sua professione che incontrerà Deanna, che dovrebbe diventare una sua assistita. Non lo diventerà, non svelo perché altrimenti mi svelo. Facciamo un passo indietro. Cos'è? Un romanzo? Una storia vera? Si attinge solo alla tua fantasia? Sì, è completamente basato sulla mia fantasia, è una sindrome, una condizione, questa della trasfigurazione, quella di cui soffre Deanna, assolutamente fantasiosa. È una sindrome vera? No, assolutamente. Credevo che fosse una sindrome ben riconosciuta. No. È tutto inventato, è un'estremizzazione in realtà di quella che io penso essere comunque una sensazione che un po' tutti abbiamo provato nella vita. Ovviamente per fini letterari l'ho portata alle estreme conseguenze, con questa vicenda paradossale di Deanna, quello che le succede, però in realtà secondo me è proprio questo senso di immobilità misto, diciamo, ad una sorta di quasi cristallizzazione del sentimento, del sentire. Io penso che in maniera non patologica e sicuramente in maniera non esplosiva e coinvolgente come succede a Deanna, abbiamo provato un po' tutti nella nostra vita. Ricapitolando, se tu invece di essere la scrittrice sei il medico, tu devi diagnosticare questa sindrome della trasfigurazione. Quali sono le cause e quali sono soprattutto i sintomi? No? Allora, quello che vediamo noi. Quello che vediamo noi. In realtà nel romanzo si parla molto della difficoltà che la comunità scientifica incontra nel diagnosticare questo caso, cioè nel dover dare proprio un nome a questa sindrome. Tant'è vero che la sindrome della trasfigurazione alla fine non è neanche
un nome scientificamente accettato. Capirete poi che in realtà è un nome poetico, perché anche insomma, chi fa scienza, chi è medico non riesce a spiegarsi questa condizione di Deanna, che un giorno, da ragazza normalissima di provincia, con un passato sereno, con un'infanzia serena, si risveglia cristallizzata in quell'attimo della sua vita. È una sindrome molto particolare perché Luigi è uno psichiatra, ma in realtà ho scelto uno psichiatra perché la condizione di Deanna investe proprio la sua unità psicofisica. Ci sono anche c'è anche una sintomatologia proprio fisica, lei non si è fermata, non crescono più i capelli, non crescono più le unghie, non impallidisce, si è trasfigurata. E da qui, insomma, E da qui poi tutto si l'iter, dirama tutta la quello storia. che è la storia. E ritornate ancora un passo indietro, come nasce Maria Grazia scrittrice? Allora, Cioè, questa è la tua prima opera? Sì, primo romanzo. Sì. Che... Ti sei svegliata a dire voglio scrivere? No. Cioè, avrai avuto un vissuto, insomma, No, comunque allora, un trascorso. Il romanzo, che in realtà voleva essere un racconto, perché stavo scrivendo per me, in realtà. Stavo scrivendo per me perché ero in un periodo particolare della mia vita, in cui forse ero un po' trasfigurata anche io e avevo bisogno di una valvola di sfogo, e quindi scrivevo. Poi sono arrivata a pagina 12, cioè mi ricordo perfettamente il numero della pagina di Word, e mi sono resa conto che ancora non avevo detto niente di quello che volevo dire, quindi il racconto è diventato poi un romanzo. Poi ho avuto uno scambio di mail con Mariuccia Lamanna, sicuramente, Sì. che è anche lei una scrittrice che mi ha molto incoraggiato e che ringrazio qua pubblicamente per la prima volta, che mi ha incoraggiato ad andare avanti. E a poco il romanzo si è formato da sé. Penso che succeda a moltissimi autori, no? Io in realtà... Ma prima non ti eri mai cimentata qualche poesia, qualche in scritto, realtà prima avevo qualche scritto breve per il racconto? teatro. Ah. Perché negli anni universitari comunque ho fatto teatro e scrivevo per il teatro. Poi la vita, insomma, prende un pochettino il sopravvento, il lavoro, i bambini, e quindi mi ero fermata. Però io penso che scrivere, come la corsa, sia qualcosa che faccia bene a tutti. Anche una valvola di sfogo, perché è un'attività che si può fare dovunque, non ci vuole nessuna attrezzatura particolare, e si Poi può... specialmente adesso anche con le nuove apparecchiature, no? Sì. Uno ha un pensiero, può registrare quello Sì, che pensa, può scriverlo così in maniera distratta e poi magari ricomporlo, riadattarlo, certo, perfezionarlo. Io penso che la scrittura è l'amore per la scrittura, così come per la lettura, insomma, debba essere veramente inculcato già da piccolissimi. Bene, proseguiremo ancora a conoscere sia Maria Costanza come persona che come scrittrice, e proseguiamo con Giuseppe Migliore. L'avevamo già avuto ospite in altre occasioni in questa sua meravigliosa avventura assieme ai maestri del lavoro. Vogliamo un po' ricordare ai nostri telespettatori chi sono i maestri del lavoro, Giuseppe Migliore? Grazie per questa domanda, perché era proprio la prima cosa che volevo dire, portare a conoscenza dei telespettatori e quindi della cittadinanza chi sono i maestri del lavoro. I maestri del lavoro sono lavoratrici e lavoratori che si sono particolarmente distinti per perizia, laboriosità, capacità, impegno, dedizione, sviluppo di carriera, e in possesso, cosa non trascurabile, di grandi doti morali. E quindi si viene a essere insigniti dal Presidente della Repubblica nell'ambito della miriade dei titoli di cavaliere col titolo di Maestro del Lavoro. Maestro del Lavoro che ovviamente l'articolo 1 della Costituzione fonda proprio la Repubblica sul lavoro. Oggi sta attraversando un momento molto molto difficile e di cui c'è tanta necessità
e ci permettiamo, il nostro scopo primario, come direbbero le grosse aziende, il core business, ma noi lavoriamo e ci impegniamo solo a titolo di volontariato, non percepiamo nessuna remunerazione, mettiamo a disposizione le nostre esperienze di lavoro e perché no, qualche volta anche di vita, a disposizione dei giovani per cercare di orientarli e di guidarli nell'inserimento del mondo del lavoro. Per questo... Quindi cosa fate? Degli incontri, delle riunioni, dei convegni, delle conferenze? Diciamo che andiamo proprio nelle aule scolastiche. Delle vere e proprie lezioni? Lezioni che teoricamente diamo e riceviamo, perché non si finisce mai di imparare. Conoscere il grandissimo mondo dei giovani oggi è un universo veramente da sensibilizzare, da accompagnare. Noi andiamo nelle aule in virtù di un protocollo d'intesa nazionale che c'è fra la Federazione dei Maestri del Lavoro e il MIUR. In ambito provinciale abbiamo, personalmente a marzo ho stipulato un protocollo d'intesa con il dottore Zarbo, il dirigente scolastico provinciale, e poi sul territorio abbiamo già 4 protocolli d'intesa con i dirigenti scolastici dei vari istituti. E andiamo in aula a incontrare soprattutto i ragazzi, parliamo di scuole superiori al momento, ma ciò non ci vieta di allargare il campo anche alle primarie. Parliamo scuole superiori, diciamo che sono quasi già avviati al lavoro. Poiché diciamo che sono quelli che si accingono a inserirsi, sono più vicino all'inserimento nel mondo del lavoro e a dare tutta una serie di imbeccato, come si ricerca, quali sono i lavori che oggi si prospettano anche in virtù di nuove tecnologie, di nuove start-up, dove cercarlo e soprattutto dare dei consigli nel mondo anche imprenditoriale per le varie, per esempio, offerte, agevolazioni che ci sono dal punto di vista governativo e che molti giovani ignorano. Diciamo che oggi il tempo del posto fisso di lavoro è finito, oggi il lavoro te lo devi inventare. Questa è una delle realtà principali, quindi il giovane deve essere pronto al cambiamento, all'innovazione, ma anche alla trasfigurazione, per restare in tema del letterario, delle proprie capacità e sapersi anche riconvertire con facilità a nuove iniziative che necessitano soprattutto di idee, perché l'idea ti porta il progetto e soprattutto entrambi sono guidati dal sogno e i giovani sognano molto. E voi dall'alto della vostra esperienza potete dare anche quello stimolo affinché l'idea nasca e si possa sviluppare nei giovani imprenditori. A proposito di giovani imprenditori, abbiamo qui proprio un esempio, Carla Sala, imprenditrice agricola, non lo so, per scelta, per vocazione, per familiarità, per che cosa? Penso Carla? un po' tutto quello che ha detto, perché in realtà sono cresciuta nell'azienda di mia nonna, che oltre a fare l'insegnante gestiva un'azienda agricola. E io ho studiato filosofia, quindi diciamo che i miei studi mi avevano portata veramente lontana da questo mondo. Dopodiché, per una serie di coincidenze, veramente coincidenze, ho deciso di intraprendere questa attività, che devo dire dà tante belle soddisfazioni. Come diceva il nostro amico Giuseppe, grazie, non si può più pensare di finire gli studi e cominciare a lavorare pretendendo di sedersi dietro una scrivania con il posto fisso, lo stipendio a fine mese, timbrando un cartellino, che nulla togliendo a questo tipo di lavoro ha la sua bellezza e la sua comodità. Ci vuole tutto, insomma. Sì, anche io ho dei ritmi ben serrati, decido che la mattina presto, prima di andare in azienda, devo svolgere tutta una serie di attività che hanno a che fare con risposta a mail, piuttosto che contatti con l'ente certificatore, perché sono un'azienda bio e quindi ho costanti commerci con... Però tu dicevi, hai studiato filosofia, ma per fare l'imprenditrice, oltre al lavoro naturalmente, hai dovuto imparare, no? Quelle che sono le regole, quelle che sono il mestiere, ecco, diciamo così. Assolutamente. Io ripeto, sono nata in una famiglia che aveva un trascorso antico di gestione aziendale, mia madre è laureata in agraria,
Io ho cominciato da zero per quel che riguarda tutto quello che ha a che fare con la difesa delle piante, piuttosto che dagli infestanti, dagli agenti atmosferici, insomma ho imparato veramente tutto. È da poco tempo che sono imprenditore, sono 2 anni che io gestisco questa azienda e mi sono fatta una cultura ovviamente infinita. Tra Hai fatto l'altro anche una scelta coraggiosa, nel senso di iniziare un trattamento bio, ecco, della terra. sì, Magari sì. ci sarà una produzione ridotta nel numero, Sì, perché esattamente, senza fertilizzanti, senza ci sono tutte pro e quelle che sono contro. le diavolerie chimiche, magari il Sì, prodotto sì, è sì. un po' come quantità minore, Sì. ma come qualità sicuramente Superiore, assolutamente, assolutamente. Poi ci sono degli standard rigidissimi da rispettare. Sì, ci sono standard rigidi e come dicevi tu, come diceva lei, Uguale. c'è una riduzione della quantità di prodotto che è notevole. Il lavoro è molto più importante sul campo perché l'attenzione che devi dare, io produco ortaggi per esempio in biologico, l'attenzione che tu dai all'ortaggio è nettamente superiore perché se decidi di utilizzare dei fitofarmaci o quindi utilizzando l'agricoltura convenzionale, diciamo stai più tranquillo, vai a dare una controllata al tuo orto, però obiettivamente non sei preoccupato dopo una notte. Un colore favoloso, no? I invece, peperoni che sembrano sì, di plastica. Sì, sì. Cioè, in biologico tu la mattina ti svegli e non sai che cosa trovi, cioè, non sai che cosa. Proprio ora di recente sono morte tante lattughe per un insetto che non si può combattere, ci sono alcuni palliativi, esistono dei prodotti all'aglio per esempio che aiutano contro gli insetti, però non è ovviamente è un po' più complicato rispetto al però insomma ci convenzionale. sono delle belle soddisfazioni. Sì. Più tardi magari ci parlerai di questi prodotti Sì, che hai portato qui con noi. Ritorniamo a 5.30. Roberto Condrino, dicevamo terza edizione, spieghiamo un po' come si svolgerà questa mattinata con la levata, cioè l'appuntamento è alle 5 per partire alle 5:30, quindi insomma. Da premettere che è già più di un mese che ci lavoriamo. Siamo 2 associazioni che abbiamo trovato una sinergia in questo lavoro bellissimo, la gente risponde bene e quindi a noi ci fa andare avanti anche per questo motivo. L'appuntamento è venerdì alle 5:30 del mattino, partenza alle 5:30 del mattino, quindi anticipate un po' i tempi per venire, ci sarà una benedizione prima della partenza e poi lo start, ci saranno alcune foto di gruppo da fare durante i passaggi. Certo, la foto ufficiale bisogna farla, certo. Immortalata. Rimarrà anche nei nostri ricordi perché ci serve. Che previsione avete stimato di presenza? C'è le magliette, insomma, queste magliette che vediamo qua. Ne abbiamo date le maglie, molti partecipanti, molte persone hanno dato il contributo, magari non verranno perché lavorano, però a sentire l'obiettivo che abbiamo si sono fatti avanti senza scrupoli, cioè, alla fine un contributo minimo di 5 euro si partecipa a un obiettivo bello. Quindi contributo a prescindere dalla presenza fisica il giorno lì. La gente ha capito che stiamo. Quindi si camminerà per le strade di Favara, non si corre, Marzia, o qualcuno potrebbe anche correre? Allora, noi potremmo pure correre perché ci piace correre, però è anche giusto rispettare chi partecipa. E siccome non sono tutti allenati alla corsa, cammineremo, proprio una camminata non competitiva per 5 km e 30, partirà da Piazza Cavour, quindi nel centro, nel cuore di Favara. Per noi abbiamo un grande affetto per questa piazza e quindi poi si veicolerà verso la strada, quindi verso il centro storico di Favara per abbracciare le varie vie. E quindi per 5 km e 30 arriveremo anche alla Farm Cultural Park, quindi oltre ad essere una camminata, una chiacchierata, un percorso turistico anche. Sì, un percorso turistico culturale, sociale, perché si chiacchiera, si parla tra di noi e questo è anche bello della camminata, c'è anche l'integrazione tra di noi, conosciamo persone che fanno parte dello stesso paese, quindi associazione anche di idee, quindi arriveremo lungo questo percorso divertendoci, ridendo, camminando, neanche ce ne accorgeremo che faremo 5 km e 30, la gente non Ho se ne visto accorgerà. il percorso, c'è anche
la piccola arrampicata, che poi insomma non è proprio eccessiva, L'arrampicata. nella collina di San Sì, Francesco, della collina di San Francesco, dove si ammira dove- tutto il panorama di sì, Favara. sì, Sì, dove anche ci lì sarà faremo un la bel foto, momento. dove ci faremo questa foto, speriamo di essere in tanti. L'anno scorso eravamo circa 400, quindi oggi speriamo che il Siamo numero arrivati sia... terzi in una Infatti, siamo classifica arrivati che terzi. fanno... Ah, c'è una competizione C'è una tra competizione tutti i come 5.30, numero di Roberto, partecipanti, sì. come numero di partecipanti. Siamo arrivati terzi assieme ad Asti, quindi siamo accanto, diciamo, a una città. Favara non è da meno. Quest'anno lo supereremo, sì. Ma guarda, io ci credo, guarda, Anche ne io sono ci sicuro. credo. Se non crediamo in queste cose non andiamo avanti, quindi io ci credo. Sono Ce l'abbiamo messa fortemente... tutta. Ce l'abbiamo messa Oltre che diciamo, camminatori e anche impegnati nel sociale, sia Favara Runner che Fradici Runner sono poi dei veri e propri diciamo, professionisti tra virgolette della corsa, perché insomma li vedete ogni mattina, ma lì immaginano 20-30 chilometri per poi partecipare a delle vere e proprie gare, mezze maratone, maratone intere e anche E altro. dei trail. Siamo prossimi a una... trail. Siamo prossimi A che cosa? sia ai trail, alle maratone, al triathlon. al triathlon. Io parteciperò a un triathlon. Ovvero è una disciplina, il triathlon, che comprende 3 attività, che sono il nuoto, la corsa e la bicicletta. Quindi mi cimenterò per la prima volta in questo sport. Certo, le distanze non sono da un Ironman, Certo, però nel mio piccolo cerco anche di iniziare con questo. Ma noi ti abbiamo avuto qua assieme a Maria Puma qualche L'altra. volta scorsa di Target, perché avete fatto cosa? La 03000? Io ho mi pare? partecipato alla supermaratona dell'Etna, si chiama 03000, è una salita che parte da Marina di Cottona, che sarebbe sulla spiaggia, per arrivare a 3000 Giuseppe metri. Migliore, hai capito che fanno questo? 3000 metri Partono di altezza dal sull'Etna. mare e arrivano sull'Etna. Sono arrivata a 3000 metri sull'Etna. È stupendo, io dicevo prima proprio a Marzia che le grandi foto che io riesco a fare quando metto in pratica poche giornate quell'attività sportiva della caccia, premesso che io non sparo agli uccelli, glielo dicevo a loro perché non li mangio e quindi sarebbe un assassinio sparare agli uccelli. È un cacciatore sui generi. Mi piace semplicemente il coniglio e vedere i cani. Coniglio, dicevo, quest'anno che a fronte di una spesa di 1.500 euro almeno ho portato a casa 7 conigli se che non poi lo ho fai mangiato, venire era che ancora poi ho meglio, mangiato dai. con gli, che poi ho mangiato con gli amici. Ma dicevo che la grande bellezza di chi sta a contatto con la natura è proprio questo. Io il mio cellulare è pieno di foto di alba, di tramonti, di animaletti, Certo, di di momenti farfalle, particolari. di fiori, perché è quello, e poi stare in allegria con gli amici camminando. Cosa vuol dire Fradici Runner, Roberto? Fradici Runner non lo svelo adesso, perché non ve lo svelo adesso. No, avremo piacere di dirlo più avanti. Però guarda, io ti posso dire, è abbastanza pesante questo nome, te lo dico. Però no, io ne sono convinto, però ti voglio dire. Vabbè, ma il fradicio non è che per forza deve essere no, quello che io dico è oppure pesante, quello, perché, assolutamente. è pesante perché molta gente magari pensa il brutto di questo nome. Però tu lo sai, sei stato sempre presente sì, lo diciamo dopo, nelle nostre attività. Noi abbiamo fatto Astra l'anno scorso in piazza, abbiamo fatto la camminata di Natale, e loro hanno organizzato... Per chi non lo sa, Astra è stata una bellissima stella di Natale che le associazioni hanno regalato, veramente bella, le persone venivano lì, si facevano la foto, è diventata un'attrazione. Le nostre associazioni lavorano per il carnevale favarese, quindi dico, se Fradici vuol dire questo, Fradici sempre. E allora dicevi, Marzia, questo triathlon quindi ti impegna in un allenamento particolare? Su 3 discipline, sì, su 3 discipline. Prossima poi la maratona, ASD Favara Runners parteciperà alla maratona. Questa pure particolare, delle Filippide, partirà alle 4:30 del mattino, quindi noi siamo un po' legati senza tempi. La particolarità di questa maratona è proprio questo: saremo senza orologi, senza cellulari, senza riferimenti. Sappiamo che partiremo da 0 e arriveremo a 42 km. Ed è prossima per me, spero di riuscirci, la 100 km. Quella poi magari vi farò sapere. 100 km. 100 km è un obiettivo che mi sono posta. Mi veniva da fare la battuta, Antonio, quando avevo
chiesto di dimagrire un po', no? Il medico mi ha detto di fare 10 km 3 volte al giorno, dopo mi ha detto 3 volte alla settimana, scusa, poi mi ha detto dice, come è andata a finire, dico non lo so, ho consumato un sacco di benzina, dico però non vedo alcun risultato. Però dico, il messaggio sempre che si vuole trasmettere comunque al di fuori dalla 100 km, 42 km, triathlon e quant'altro, è quello di cercare di spronare la gente a fare sport, perché come dicevo poco fa agli ospiti, oltre dico un benessere fisico che è evidente, è oggettivo, vi è un benessere anche psicologico, perché lo sport produce proprio l'ormone del buon umore, ci Ci fa sorridere di più. sì, quello che ci rende più anche, positivi, no? Nella relazione sì, con più gli propositivi e più positivi. Bene, Almeno. ritorniamo al dottore Vetro. Antonio, dicevamo questa bella iniziativa delle due associazioni che regaleranno questi dispositivi alle scuole da farli utilizzare ai bambini con sindrome di DSA. È un apporto importante avere questo tablet, avere questo strumento? Sì, sì. È importante, certo non è definitivo, cioè con questo non si risolve evidentemente il problema, tra l'altro abbiamo detto che è un disturbo e quindi resta sempre. E gli ausili informatici sicuramente aiutano, e sicuramente aiutano soprattutto quando i ragazzi sono preparati a questo tipo di attività, questi strumenti che possono sono individuati come strumenti compensativi, cioè praticamente ci sono per esempio previsto che nelle prove, nelle verifiche, anche durante l'esame di Stato, i ragazzi possono utilizzare il computer, possono utilizzare la calcolatrice, gli altri no, proprio perché sono degli strumenti che permettono di compensare certe carenze che i ragazzini non hanno. Entriamo un po' nello specifico in quello che è il lavoro della tua unità, del tuo ufficio. Qual è il supporto medico che date ai bambini e alle loro famiglie? La prima cosa importante è quella della tra virgolette diagnosi, anche perché spesso dell'individuazione, anche perché spesso io chiamo diagnosi, sono medico, quindi la devo chiamare diagnosi. E la cosa importante soprattutto perché sono dei bambini, abbiamo detto, che non hanno un deficit particolare, un problema particolare, sono bambini come tutti gli altri, però sperimentano con l'inizio, la scuola elementare e dopo la scuola materna, diciamo, è quello dove i bambini si sperimentano nella relazione con gli altri, si misurano, e bambini che sono così presi anche dall'entusiasmo di stare con gli altri, la prima volta che in maniera strutturata, proprio come obbligo, si allontanano dalla famiglia, cominciano a cimentarsi con i compitini e cose, mentre i compagnetti, la maestra mette bravo, anzi ora mette i voti di nuovo 10 o 9 o 8, il bambino che ha un disturbo dell'apprendimento nel compitino difficile, non può pigliare 9 o 10 o 8 o 7 o 6, e allora come si dice, anche la motivazione, mancando il rinforzo, il voto ha anche una funzione, è una funzione di verifica ma funziona anche come rinforzo. Il bambino non si vede, tra virgolette, compensato per lo sforzo che sta mettendo a imparare a leggere e scrivere, e la prima volta non va bene, la seconda volta la maestra magari metterà il visto, la terza volta magari metterà un 10, però si vede che è un 10 di incoraggiamento, anche perché sono bambini che hanno un'intelligenza normale, se ne accorgono che loro non l'hanno saputo fare il compito. Allora, la terza volta, la quarta volta non si cimenteranno più con la lettoscrittura, non si metteranno più a fare il compitino, perché tra virgolette è meglio essere disturbatori, quindi perché invece di scrivere si mettono a disturbare gli altri, che essere tra virgolette stupidi, perché uno che non sa fare le cose è stupido, tra virgolette. Certo. Il bambino si vede, come si dice, si rispecchia negli altri come uno non idoneo, uno non buono, uno che non è in grado di fare dei compiti. E spesso i bambini, soprattutto dico, nel primo ciclo della scuola dell'infanzia, i bambini diventano dei bambini non che hanno dei problemi di apprendimento, ma spesso bambini che hanno problemi di comportamento, perché se
quello non è buono a scrivere, a fare il compitino, lui lo sa e non lo vuole fare perché poi la maestra ci mette visto e agli altri ci mette 10. Appena la maestra, non lo so, si mette, però ha bisogno di avere un ruolo nella classe, appena la maestra si gira per scrivere alla lavagna, lui si alza e si mette a fare magari le smorfie. E la prima volta, e così gli altri si mettono a ridere, lui si sente rinforzato in un comportamento che non è un comportamento socializzante. La seconda volta, o l'ennesima volta, anche quando lui non vorrebbe mettersi a fare il buffone, quando la maestra si gira tutti lo guardano perché si aspettano che lui fa il buffone e quindi entra in un ruolo che poi è difficile togliersi da dosso. L'intervento del medico allora? L'intervento del medico, la diagnosi è per dire che non è un dopo problema. La diagnosi, una volta questo è fondamentale, la diagnosi, sì. È fondamentale da un punto di vista formale e sostanziale, perché se riusciamo a individuarlo, già questo diventa, tra virgolette, terapeutico, perché incominciamo a come si dice, a focalizzare gli interventi, attività di potenziamento che la scuola deve mettere in atto e spesso i bambini riescono appunto tramite strumenti compensativi e dispensativi, i ragazzini riescono a mettersi al passo. Viene fatto si chiama PDP, piano didattico personalizzato, per cui i ragazzini possono fare gli stessi compiti, le stesse attività come gli altri, dove viene enfatizzato più che altro il contenuto, più che la forma, gli errori che possono commettere. Dalla tua esperienza hai notato insomma questa evoluzione? Cioè il bambino man mano che prosegue nella scuola, se ben seguito e ben indirizzato, migliora anche se convive con i bambini migliorano, soprattutto i bambini migliorano sia perché, come ho detto poco fa, abbiamo una bella classe di docenti, cioè docenti che sono preparati, che si sono formati, che sono molto attenti ai loro ragazzini e quindi riescono ad aiutarli. Per questo dico, se funziona questa sinergia, noi diciamo subito di che cosa si tratta, perché essere le mamme che sono richiamate, tutti noi quando il nostro figlio esce da scuola, i miei figli ormai sono grandi, giusto? Però sono stati pure piccoli, appena escono dalla scuola, oggi com'è andata? Fammi vedere i compiti. Che cosa dice? Mi ha messo 10 e la tua compagnetta di banco 10 con 3 punti esclamativi e tu perché no i 3 punti esclamativi? La scuola è anche tra virgolette competitiva, quindi un bambino che non ha la possibilità di competere con gli altri nel senso buono del termine, proprio perché lui non ha gli strumenti, la vive male, l'autostima proprio si annichilisce e quindi questo porterà i bambini. Per esempio c'è stato un momento in cui i bambini che avevano questi problemi venivano messi nel novero dei bambini disabili, bambini handicappati. Oggi questo non c'è più, grazie a Dio con la legge 170 del 2010, sono dei bambini che vengono messi in una situazione particolare, che hanno bisogno di questi strumenti, il computer e il notebook a scuola e a casa. Per esempio la legge prevede che i genitori possono usufruire della flessibilità oraria. Perché? Perché sono dei bambini che in classe magari non hanno bisogno di un aiuto particolare, tipo l'insegnante di sostegno, ma a casa hanno bisogno di qualcuno che si sieda accanto a loro e studi con loro, non che gli spieghi le cose, ma che gli legga le cose. Uno dei programmi che viene utilizzato con questi ausili informatici, per esempio, soprattutto i ragazzini di quinta elementare, quarta, quinta, prima media, Carlo Mobile, uno di questi, ce n'è tanti, sono dei programmi dove c'è per esempio la sintesi vocale, gli leggono, si scannerizza il testo e il computer stesso gli legge quello che il bambino quello che deve imparare, il compito che ha avuto a casa, ed è in grado perché lo sente dal computer, tra l'altro con la sua voce, e riesce ad impararlo, perché lui non ha problemi di capire le cose, lui le cose le può capire. È disturbato, tra virgolette, perché non vede le lettere al posto giusto, nel momento giusto, e quindi ha difficoltà a decodificarle. Però se c'è qualcuno che glieli legge, se c'è la mamma, proprio perché può godere della flessibilità oraria, allora l'aiuta. Quindi sono dei bambini che hanno bisogno di questo tipo di aiuto, e sono dei bambini, per esempio, che ne so, se una delle cose che imparano soprattutto nella scuola media, ma noi cerchiamo di stimolarla a imparare anche prima, anche dalla scuola elementare, trascrivere per esempio in corsivo, dove fanno un sacco di errori, proprio errori anche gravi, e noi diciamo scrivi in stampato piccolo, no? Stampato piccolo, gli errori che fanno sono molto... Io l'ho portato, poi dopo te li faccio vedere, dei ragazzini che nell'arco di 1 o 2 anni che imparano a utilizzare lo stampato piccolo hanno una grafia, tra virgolette,
buona, Mi buonissima. piace anche questo, e questo migliora, questo migliora entusiasmo, allora. migliora l'autostima dei Certo, ragazzi. certo, Perché con se questo io... entusiasmo con il quale tu affronti il tuo lavoro, con il quale trasmetti forse anche un po' di serenità alle mamme e ai genitori che sono poi un po' più Certo, ma apprensivi, sai, per un genitore spesso. sentirsi dire tuo Certo. figlio non va bene, ma come, non studia, ma il genitore dice, ma sai, io l'ho aiutato io, l'abbiamo ripetuto Logico. assieme, la storia, le cose. Quindi avere Non è un deficit di apprendimento, che non è un deficit di apprendimento e che non è nemmeno un fatto educativo, che il suo figlio è svogliato, che non capisce le cose, che non si vuole impegnare, è perché ha oggettivamente un disturbo. Allora questo li mette in una situazione diversa, invece di come si dice, invece di lasciarsi andare nella depressione e nella disistima, e allora si mette E per a fortuna lavorare, incontrano anche dottori come te, insomma, che fanno bene il loro lavoro. Proseguiamo, conosciamo ancora meglio sia la sindrome da trasfigurazione, ma anche e soprattutto questo Luigi, come percorre la sua vita, come va avanti con l'incontro con Deanna. Allora, dal momento dell'incontro con Deanna, che poi è più che altro, diciamo, un incontro-scontro, cioè data la particolarità della sindrome di Deanna non è un incontro classico come insomma si potrebbe pensare in un romanzo in cui poi c'è un innamoramento, ecco. Dall'incontro con Deanna la sua vita cambierà totalmente, perché Luigi in realtà mi sono accorta che proprio perché il romanzo poi si forma da solo, il vero protagonista, cioè la vera protagonista non è Deanna, è Luigi, perché questo è il viaggio di Luigi. È Luigi che da questo innamoramento molto particolare, con una connotazione che forse si è anche un po' persa, insomma, ai giorni nostri, scoprirà tante cose di se stesso che magari aveva messo da parte, perché siamo così abituati a forse anche a metterci da parte un po' tutti, che arriva un momento in cui qualcosa si crepa, e per Luigi è Deanna. Quindi metterà in gioco tutto di se stesso. Luigi sa coscientemente che nel momento in cui molla tutto per cercare Deanna, la sua vita prenderà una svolta completamente diversa. Ma la svolta invece di Maria Costanza, scrittrice, com'è? Cioè, quando magari hai sentito per la prima volta il profumo del libro stampato? Per me è veramente difficile parlare della sindrome della trasfigurazione e presentare questo. Hai detto questo che hai due libro. figli, però insomma quando è nato questo libro è come se fosse un altro figlio. Sì, no? è difficile, è molto difficile, perché è dare una parte di sé comunque agli altri, anche se nella relazione ovviamente io non compaio assolutamente, però è una cosa mia, ci sono tanti aspetti di me che vengono fuori in maniera sempre molto metaforica, perché il romanzo comunque ha questo stile. E quindi sì, è emozionante, è molto emozionante. E naturalmente avrà un proseguo, non la sindrome, ma sicuramente un altro romanzo, un altro libro. Sì, stiamo si lavorando, spera, però stiamo sono lavorando. molto impegnata, perché comunque con il lavoro, i bambini, ed è tutto un gioco di equilibrio. Un'oretta al giorno si Però, trova sempre per... sì, spero di sì. Cioè, devo dire, ripeto, sono ripetitiva, riprendo il discorso di poco fa, lo dirò sempre, che la scrittura è veramente catartica, ma per tutti, cioè anche la lettura, anche per chi ha difficoltà, perché io lavoro con ragazzini che hanno DSA e comunque li spingo agli audiolibri, leggo io tante volte, insomma, i brani. L'antologia che si fa a scuola, ecco, per esempio, no? Secondo me è una cosa che dovrebbe essere molto potenziata, perché è importantissimo scoprire il pensiero dell'altro attraverso la lettura. Continuiamo, vedete, guarda, io ogni tanto guardo l'orologio perché è normale che devo regolarmi con i tempi della trasmissione, ma vedo che i minuti vanno via proprio in maniera molto scorrevole, perché gli argomenti sono veramente
interessanti. L'impegno dei maestri del lavoro, ci diceva Giuseppe Migliore, si concretizza anche con il mettere a disposizione la propria esperienza per attività sociali, per attività culturali, per incontri con le scuole. Ma in questo caso io credo che, insomma, oltre a dare, voi ricevete anche un po', Giuseppe. Diciamo che sicuramente nei rapporti sociali noi ci arricchiamo, e vedere dei ragazzi che normalmente, quando sono in un numero eccessivo, perché solitamente i dirigenti scolastici scusate, ci fanno trovare i ragazzi nell'aula magna, e già tenerli a bada per un prof 15-20 diventa difficile. Immaginate tenerli così sotto controllo e attirare soprattutto l'attenzione di questi giovani quando sono in un numero di 100-150, come è capitato al Niccolò Gallo, per esempio, con tutte le quarte e le quinte riunite nell'aula magna. Evidentemente le argomentazioni che ponete, insomma, sono interessanti. Certo, io prima, per esempio, non vi ho parlato dell'alternanza, dell'ex ormai alternanza scuola-lavoro, oggi percorso delle competenze trasversali e l'orientamento, di cui magari un brevissimo accenno vi voglio dare. Certo. Noi quando incontriamo questi, anche perché è un tema sociale molto sentito, parliamo molto della sicurezza sul lavoro. Dicevo prima, è difficile trovare lavoro, è ancora peggio trovarlo e morire per il lavoro o sul lavoro. I dati dell'ultimo anno purtroppo ci fanno capire che spesso alcune aziende trascurano quelli che sono gli investimenti per migliorare la sicurezza sul lavoro, e quindi molti lavoratrici e lavoratori rimangono anche vittime o infortunati e menomati a vita. Questo è un tema importante che i ragazzi seguono. Abbiamo degli esperti, degli ingegneri che curano questa partita nell'ambito delle leggi sulla sicurezza del lavoro. Sul percorso delle competenze all'alternanza, ex alternanza, voglio dirvi che oggi un'azienda che deve assumere, al di là del sapere da un punto di vista culturale vero e proprio, a queste aziende interessano cosa sanno fare, quindi sapere fare e sapere essere, e quale caratteristiche intrinseche, personali si manifesta il candidato all'assunzione. Oggi i concetti come comunicazione, lavoro in team, il rispetto dei colleghi, la leadership, il problem solving, cioè la capacità di risolvere i problemi piuttosto che crearli, sono concetti fondamentali. La dedizione, la capacità, la flessibilità anche lavorativa, cioè andare oltre a quello che è diritto e dovere di un semplice contratto collettivo nazionale di lavoro. Queste cose le aziende oggi le guardano, e i giovani, devo dirvi che su questo aspetto ci seguono moltissimo. Giorno 3 abbiamo avuto un incontro su un PON, sempre, ripeto, a titolo gratuito da parte nostra. E sa perché a titolo gratuito? Perché noi siamo già stati pagati. Abbiamo avuto la fortuna di lavorare per tantissimi anni. Per diventare maestro ce ne vogliono almeno 25 anni di lavoro. Abbiamo lavorato anche bene, siamo stati pagati e poi siamo stati anche premiati. Ricordo mia moglie che quando arrivavo a casa tardi, quindi oltre l'orario di lavoro, mi diceva sempre: quando vai in pensione ti daranno una medaglia. Beh, alla fine, a conclusione, me ne hanno date 2. No, però quello, allora, il concetto che guida oggi i maestri del lavoro è il seguente: io sono stato insignito, ho il mio bravo diploma con la firma dell'ex Presidente della Repubblica, Presidente emerito Napolitano. Io, è vero che fisicamente è attaccato con una cornice in una parete del mio salotto, ma io la metto in giro e metto a disposizione queste esperienze che mi hanno portato a disposizione degli altri. Questo è quello che ci guida. Bene, bravi maestri del lavoro. Allora, Carla, ci vuoi presentare questi tuoi prodotti, insomma, che hai voluto portare qui a condividere con noi? Fanno parte, insomma, di quello che è la tua più vasta produzione. Sì, allora qui con me ho portato i 2 oli
appartengono a due uliveti diversi e quindi sono due blend diversi, hanno due etichette diverse. Uno fa parte di un uliveto secolare e l'altro invece è un uliveto giovane. Secolare poi, sarà quello con l'etichetta più scura? Sì, visto, esattamente. Il secolare è questo di qua, è quello con l'etichetta scura che ho chiamato in collaborazione con la mia famiglia Antica Riserva, proprio per testimoniare il fatto che si tratta di un uliveto piuttosto vetusto, grande. Ma anche al sapore, all'odore, all'assaggio ha un qualcosa di diverso rispetto all'altro? Sì, assolutamente sì. Questo con l'etichetta scura, questo che appartiene all'ulivetto secolare, ha dentro un'oliva che si chiama Ogliarola messinese, L'Ogliarola, sì. che è un'oliva autoctona, sembra, no? un po' più piccolina, Più piccolina, sì. che è un'oliva autoctona della Sicilia, è stata poi portata nel resto d'Italia, ma è una cosa proprio nostra. Produce l'olio classico siciliano con un piccante un po' più accentuato, Quello che ti gratta un po' in gola, sì. l'olio classico siciliano, proprio il vero olio siciliano. L'altro invece, scusate, è un blend, anche quello, una miscela di biancolilla, nutellare e cerasuola. Sono le più classiche, insomma. Sono le più Cultivate, moderne, più diciamo, fatte, sì, sono ormai le più conosciute, Sì. perché produce un olio abbastanza delicato, anche perché io ho utilizzato una percentuale maggiore di biancolilla, che è una varietà che ci permette di creare un olio particolarmente delicato, ed è molto utilizzato nella cucina moderna perché viene utilizzato molto con le crudité, con le insalate, che sono, diciamo, la cosa che più mangiamo, soprattutto vista Questa la nostra delicatezza, routine. insomma, al palato è Sì, un po' più ci consente, accettabile, sì. ecco. No, è proprio adatto per le crudité, per le insalate, perché mantiene intatto il sapore del prodotto che stai mangiando, dell'insalata, della Quindi carne, non ha un pesce, gusto crudo. dominante, insomma, che Esattamente, accompagna in maniera molto delicata il piatto che stai mangiando. E in poi questo modo 5 mandorle al giorno, insomma, no? Esatto, mi Oddio, viene- quando le mangiate voi che correte torno- mandorle? Io ne Un mangio numero. Un po' di frutta secca non fa. No, non va male. secca, ricca di magnesio, la mandorla. anche quelle- 12, va bene. anche 12 al giorno. Siamo molto vicini. No? Quanto? Una No, una decina. Una decina, basta. sì. Una decina basta. Mi viene spesso da pensare a loro perché in realtà il cibo che produco è tutto cibo, oltre ad essere biologico, è tutto cibo che è sano, dalle lattughe alle verdure in generale, è tutto cibo che fa parte della nostra dieta mediterranea. Tra l'altro il piccolo inciso, io vado tutti i giorni a correre, non ci becchiamo perché siamo in due posti diversi, Vedevo, però è insomma, una cosa qualcosa che amo che fare ci anch'io. accomunava. L'altro Sì, giorno per la festa del mandorlo in fiore al Palacongressi c'era diciamo, l'esposizione di una varietà infinita di mandorle. Cioè, non sapevo che c'erano proprio più 150-200 tipi di mandorle diverse, provenienti da diverse parti del mondo. Le tue mandorle che sono sì. invece? Allora, questa è una mandorla autoctona anche questa, della Sicilia, è molto simile alla pizzuta d'avola come varietà, è un po' più piccola rispetto a quella che ormai troviamo comunemente in uso, che è la tuono, che viene coltivata in prevalenza, è naturalmente tostata, un po' più piccola, un po' più dolce e sembra naturalmente tostata. Ovviamente è biologica anche la mandorla, sto pensando di aumentare la mia produzione di mandorle dedicando un'altra porzione di terreno al mandorleto, insomma. Naturalmente la produzione deve essere poi venduta, insomma. Non è che io voglio fare i conti Sì. in tasca a te, dico, No, ma no. riesci Io a... sono contenta di questa... questo tuo marchio, insomma... Sì, sono contenta di questa tua domanda. È la parte più bella e più difficile del mio lavoro. Io sono veramente un imprenditore, nel senso che mi occupo di tutto in azienda, dalla gestione dell'azienda in sé per sé, quindi la cura delle piante Certo, in poi azienda. devi saperlo vendere, presentare, Sì, far esattamente. conoscere, ecco. È una bella cosa, porta tanta mobilità, devi essere spesso in movimento, non soltanto, io parto da qui, sono nata ieri, come dicevo, io ho 2 anni che imbottiglio l'olio, è 1 anno che imbusto le mandorle,
devi muoverti molto, partendo primariamente dal tuo territorio, dal mio punto di vista. Molti dei miei colleghi vanno fuori prima di farsi conoscere sul territorio. Io ritengo che sia molto importante che chi produce ad Agrigento, in questo caso, venga conosciuto nella propria città, in maniera tale che una volta uscito fuori ha il riferimento anche di il posto in cui nasce il prodotto. Esattamente, è importante. Quindi mi muovo molto in Sicilia, soprattutto ad Agrigento e anche a Palermo. Ora sto cominciando a muovermi verso il resto d'Italia e anche verso l'estero, in maniera più difficoltosa, ma neanche troppo, perché i mezzi moderni, i mezzi di comunicazione ci aiutano tantissimo e quindi è molto più semplice, molto più agevole. Bene, come avete visto vi abbiamo insomma fatto vedere, fatto conoscere delle bellissime realtà del nostro territorio, magari non abbiamo dedicato il tempo tutto necessario insomma, per approfondire, però insomma, target è anche questo, no? Far conoscere, abbiamo questo tempo a disposizione, l'importante è aver lanciato il messaggio, magari in altre trasmissioni potremo anche approfondire direttamente gli argomenti particolari che qui abbiamo trattato. E siamo arrivati alla chiusura di questa puntata, che devo dire bella, volata via, e spero che vi abbia coinvolto e ci abbiate seguito per tutto il tempo. E come succede nel salutare i miei ospiti, e anzi chiedo loro di salutare e di farlo in maniera particolare, per chi non segue Target magari non lo sa, ma per chi l'ha seguito sa che qui dottore Vetro non è che grazie, arrivederci, no, sarebbe troppo riduttivo. Allora che è una buona cosa, il saluto è... Sì, il saluto innanzitutto, però il saluto deve essere accompagnato, e vi do anche il tempo, 30 secondi per pensare, non lo so, da una frase, una citazione, un pensiero, un buon proposito, insomma un qualcosa che caratterizzi anche il vostro lavoro, il vostro impegno, e che sia naturalmente positiva e propositiva, perché noi il bicchiere sia d'olio che di vino lo vediamo sempre e comunque mezzo pieno. Insomma, deve essere per forza così. Allora, grazie della presenza e della partecipazione a Antonio Vetro, è il direttore dell'unità operativa complessa di neuropsichiatria infantile. Penso che è giusto dire, quando riguarda i bambini, quale che sia la tipologia di problemi che hanno, anche bambini che non hanno problemi, i bambini bisogna che arrivi il messaggio che devono sentirsi tutelati dagli adulti, quelli che hanno la funzione naturale della tutela, che sono i loro genitori, ma anche gli altri adulti. Dobbiamo creare attorno ai bambini una rete che le tutele di professionisti, di persone che sono rispettosi dei diritti e della dignità del bambino. Bene, grazie. Penso, su questo voglio dire, sì, alcuni bambini in particolare. L'articolo 7 della Convenzione della Carta dei diritti del fanciullo dice che ogni bambino ha diritto a un nome. E io alcuni giorni fa sono stato in un cimitero, un bambino migrante morto nella Lampedusa, e c'era il nome. Ed è una ferita per tutti noi. Bene, grazie a Marzia Vinciguerra e con lei a tutto ASD Favara Runner, e permettimi un saluto particolare al mio amico Peppe Russello, lo saluto anche io. Si è impegnato tantissimo affinché 5.30 abbia inizio e vada avanti. Il tuo saluto, Marzia? Allora, il mio saluto, innanzitutto ti volevo ringraziare per questa pubblicità che ci hai potuto far fare al nostro evento, quindi il mio augurio è quello innanzitutto di svegliarvi tutti il 7 giugno con un buon risveglio, e vi aspettiamo tutti a Piazza del Cavour per la nostra camminata 5.30. Io camminerò, sapete perché? Perché poi si mangia alla fine, si ha detto che c'è un buffet veramente eccezionale. Grazie a Roberto Contrino, e con lui ASD Fradici Runner. C'è una ricca colazione alla fine per tutti quelli che parteciperanno. Quelle che non partecipano magari andiamo a suonare le campanelle durante il percorso. Abbiamo portato una maglia per te, Peppe, però io non lo so, guarda, io nell'augurarti mi stringo? Di fare tante camminate. Me la passi, Andrea? Me la passi, di fare tante camminate. Sì, mi stringo sicuramente, ma innanzitutto parteciperò sicuramente. Piero, mi sta bene, Piero, guarda un po' per favore. Ecco qua, Moscato col 5.30, venerdì 7 alle 5 puntualmente in Piazza Cavour per partire. Il tuo saluto? Grazie per averci invitato, per me è la prima volta
Siamo felici perché ci dà grande possibilità, noi siamo pronti a fare altre cose. Grazie a Non voi, ci fermiamo perché qua. ricordo l'anno scorso il defibrillatore lo hanno regalato alla città in piazza Cavour, quest'anno i dispositivi per i bambini affetti da DSA nei 4 istituti comprensivi di Favara. Grazie a Maria Grazia Costanza e alla sua sindrome della trasfigurazione. Allora, grazie a chi, innanzitutto a te per avermi dato questa possibilità, a chi ci ha seguito, e vi saluto anche con un invito, perché il 19 giugno a Favara, al Quid, al Vicolo Luna, nella bellissima cornice dello spazio esterno, ci sarà la prima presentazione, insomma, della sindrome Io ho avuto della l'anteprima, allora. trasfigurazione. Sì, ancora non... Speriamo veramente che arrivasse il caldo, così da trascorrere una bellissima serata all'aperto, e quindi insomma di continuare a parlare di Luigi De Anna e anche un po', diciamo, di tutti noi. Grazie a Giuseppe Migliore e con lui a tutti i maestri del lavoro. Grazie a lei per averci invitato e darci la possibilità di poter parlare e mandare questo messaggio dei maestri del lavoro a chi ci ascolta e ci vede. E proprio per questo vorrei dire che il lavoro, dicevano gli antichi, nobilita l'uomo. Ed è proprio questo il tema centrale. Ogni lavoro ha la sua dignità e l'uomo si realizza attraverso il lavoro. Li rende libero, ha i valori morali, aiuta la società anche nella ripresa. E agli imprenditori vorrei lanciare un messaggio, perché non vi costa niente, tra l'altro. Perché non proponete ai vostri uomini migliori ad essere riconosciuti sia sotto l'aspetto del lavoro che sotto l'aspetto morale? I maestri del lavoro sono disponibili ad aiutarvi in questo percorso e soprattutto c'è un sito nostro, Consolato Provinciale Maestri del Lavoro, che lo trovate su tutto il web, e siamo disponibili a darvi tutte le informazioni necessarie per premiare i vostri uomini migliori. Buon lavoro a tutti. Grazie anche a Carla Sala, imprenditrice agricola, e naturalmente ai suoi prodotti bio. Grazie a voi. Io vi saluto dando il là ai giovani miei concittadini. Vorrei che si cominciasse a ritornare qui, che si cominciasse a restare qui, a riprendere le fila di un discorso molto antico, che la nostra città ha una bella storia, una bella tradizione, e il mondo agricolo dà anche questa possibilità. Grazie della vostra presenza e partecipazione, grazie soprattutto al nostro gentile pubblico che anche questa volta ha avuto la bontà di seguirci. Appuntamento a venerdì 5.30 Favara. Ciao!